La casa di Carmela stringeva il cuore. Tutta occupata dall'umidità. Appena di sotto l'uscio ci si poteva intravedere il lettuccio appoggiato alla parete, dove alcuni strappi al parato facevano intravedere la grigia nudità del muro. Lei cercava la chiave della porta, e la trovò nella cenere fredda del braciere che con quella aveva attizzato il fuoco la sera prima. Andiamo da Peppino, ripeteva. La viuzza, trafficata dai venditori e dalla gente del vicinato, appariva allegra. Di lontano, per un vicoletto che vi sbucava, una larga striscia di sole attirava i passanti che si fermavano apposta in quel poco di caldo a chiacchierare. «Dove andate?» chiese una vicina. «Avete visto la bella giornata e andate a spasso?» «No, vado da Peppino», ripeteva lei. «Peppino chi?» «Peppino mio figlio. Ti ho messo a scuola all'albergo dei poveri». E tirò via, trascinando nella viuzza un lembo della gonna lacera. Giunta nel tratto di via soleggiata, laddove le femmine s'erano raccolte a ciarlare, trovò Maddalena, la sua bambina, che s'era fermata, incuriosita, con le manine sotto il grembiule, a guardare il panchetto d'un venditore di caramelle che si godeva il sole, fumando la pipa, gli occhi socchiusi. «Andiamo da Peppino», disse Carmela, prendendosela per mano. «È molto lontano?» chiese la bambina, quando furono nella foria. «No, guarda, vedi là di fronte a noi, li vedi quegli alberi? Là, di rimpetto a noi, là». «Come lontano?» disse la bambina. Arrivarono stanche, la bambina non ne poteva più. Cercarono il sole laddove quello batteva tutto sulla facciata dell'albergo dei poveri, e 3 vecchietti, 3 ricoverati dell'albergo, erano seduti sui gradini delle scale a chiacchierare in chiacchiere. Carmela cominciò a salire la scalinata dell'albergo, seguita dalla bambina. Quando fu sul pian terreno del pianerottolo, non sapeva più dove andare, le porte erano molte, la scala continuava. «E qui», disse la bambina, non so, cerchiamo qualcuno che ce lo dica». Sentivano zuffolare su per la scala e una voce d'uomo che si avvicinava canticchiando. Subitamente spuntò un giovanotto con uno scartafaccio sotto l'ascella, le mani in saccoccia. Arrivò sul pianerottolo, diede uno sguardo distratto a Carmela e alla bambina e tirò via. «Signore! Signore!» gridò Carmela. «Che c'è?» chiese lui voltandosi. «Dove si va per parlare con un bambino? Io ho qui mio figlio». «Questa non è ora di parlatorio», disse lui. «Va via. Può darsi che vi facciano vedere il bambino. Andate su in segreteria». «E dov'è?» chiese timidamente Carmela. «Su, al secondo piano, prima porta a destra, ultima camera». Parlando, saliva. A un certo punto Carmela non lo vide più, ma sentiva ancora la sua voce dall'alto mentre lei continuava a salire la scala. «Avete capito? Prima porta a destra, ultima camera». «Sì, signore». «Grazie, grazie, signore. Dio ve lo renda».